che i consorzi hanno già iniziato non un vero e proprio razionamento, ma a lanciare diciamo, degli appelli per gli utilizzi rigorosi e rispettosi della risorsa. La risorsa acqua sta diventando un bene sempre più prezioso, da utilizzare in maniera mirata e senza sprechi. Dall'ottobre del 2025 al giugno del 2026 in Veneto è piovuto il 26% in meno del normale. Intervistato a Ring da Ferdinando Avarino, il presidente di Ambi Veneto Alex Valentini analizza conseguenze e prospettive della straordinaria siccità che sta colpendo la regione. Possiamo resistere poco, possiamo, o meglio, riescono a resistere dove ci sono stati degli interventi di infrastruttura della rete per la distribuzione, e quindi con minori quantità di acqua si riesce a razionalizzarla e soddisfare quella che è l'esigenza delle culture. La situazione del Po è preoccupante. Secondo i dati AMBI, nel mese di giugno la sua portata, cioè la quantità di metri cubi d'acqua che lo attraversa al secondo a Ponte Lago Scuro, è diminuita del 70% rispetto alla media storica. Il cuneo salino, cioè l'acqua che entra dal mare perché non c'è più la pressione del fiume, è risalita di quasi 30 chilometri. Adige, Tagliamento, Sile, Brenta e Piave non stanno meglio. L'Adige, che forse era quello che era più in uno stato di salute, l'ha portata a Boara Pisani, quindi nel Polesine, è scesa a circa 65 metri cubi al secondo, e anche qui quindi la risalita del cuneo salino comincia a farsi sentire, bloccando quelli che sono i prelevi per irrigazione, ma ricordiamo che da questa dipende anche le derivazioni per quanto riguarda l'utilizzo dell'idrico e quindi per l'utilizzo umano. Situazioni del genere non appaiono più destinate a rappresentare un'eccezione, così come una meteorologia che vive di periodi di scarse precipitazioni alternati a forti rovesci temporaleschi. Le nostre strutture dovranno adeguarsi a questa realtà. E la rete che oggi esiste, diciamo, non ha la grande capacità di gestire tanta acqua che scende dal cielo. Quell'acqua dovremo contenerla, riuscire ad immagazzinarla per affrontare situazioni di grave siccità in futuro.